Tecnologia all'avanguardia guidata dagli spunti progettuali di grandi firme internazionali. È l'architetto libanese Bernard Coury ad aver ideato il Vitruvius in Quarantine, ardita interpretazione dell'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci attraverso una successione di anelli circolari in esclusivo marmo di fior di pesco carnico, a costruire un tunnel di 10 metri. Il designer Raffaello Galliotto ha invece modellato la delicata corteccia, una sequenza di tagli incrociati come se lavorare il marmo fosse facile quanto plasmare la plastilina. 2 giochi di prestigio che hanno fatto di un'azienda vicentina, la Margraf, uno dei marchi più richiesti in tutto il mondo. Noi siamo convinti di poter vendere la nostra bravura e le nostre opere anche lasciando delle testimonianze che hanno valori diversi. Come scegliete questi simboli? Ma diciamo che noi non è che li scegliamo, noi ci vengono proposti e in base all'idea dell'artista poi andiamo a verificare se è in linea con quelle che sono la nostra etica e la nostra filosofia e di conseguenza poi andiamo a sponsorizzarla. Se alla ventennale nascita di Margraf si somma la vita dell'industria marmi vicentini, da cui è sorta, si computano quasi 110 anni di esperienza nella lavorazione del marmo. Non è cambiata la ricerca dell'eccellenza nella progettazione e nella realizzazione, ma il mercato italiano per questa nicchia dopo la crisi si è quasi azzerato e allora in azienda hanno sviluppato lo sguardo oltre i nostri confini. Lavoriamo un po' con tutto il mondo. Adesso che stiamo lavorando bene sta partendo il nostro fior di pesco carnico, stiamo facendo un mega palazzo in Corea, la Lotte, che è uno dei palazzi più prestigiosi di Corea, stanno usando il nostro fior di pesco carnico. In India stanno facendo l'hotel Hilton, sempre con il nostro fior di pesco carnico. Finalmente dopo vari suggerimenti anche gli architetti hanno capito che il nostro materiale si abbina con qualsiasi tipo di arredamento, un materiale un po' particolare ma un colore caldo e soprattutto un materiale che non dà problemi nel tempo. Interventi importanti a Baku, a Monte Carlo, in altre parti del mondo. La richiesta è questa per la vostra attività? Diciamo che noi siamo un'azienda che lavora unicamente sulla qualità. Ovviamente qualità e il prezzo non è che le due cose non abbiano importanza, anche il prezzo ha la sua importanza, però credo che oggi al mondo siamo l'azienda che offre la miglior qualità al miglior prezzo e sa offrire opere fantastiche. Da qua il fatto che abbiamo ristrutturato la più grande moschea di Baku, abbiamo fatto il Four Seasons a Baku e adesso stiamo realizzando per conto della famiglia di Monte Carlo uno dei più bei palazzi proprio a Monte Carlo stesso. E la risposta si è vista al Marmo Marche di Verona. I visitatori sono stati in buona parte stranieri. Qua è la fiera mondiale del marmo, noi qua dobbiamo far vedere che siamo un'eccellenza del marmo, altrimenti non saremo dove siamo. Se anche quest'anno, i primi 6 mesi, siamo 24,26% di crescita, è dato da questa per far vedere le nostre capacità. Una qualità che si sposa alla ricerca. Prendete questa statua che raffigura Domenico Nico Bassetti, un irredentista trentino che, come accadde a tanti veneti, fu ucciso nel 1871 a Palestro in Algeria, in una delle pagine più tragiche della nostra emigrazione. L'originale era andato distrutto e questa copia è stata realizzata nei laboratori di Chiampo dallo scultore Enrico Pasquale, che ha potuto studiare il soggetto grazie ad una proiezione in 3D fatta a partire da una vecchia foto sbiadita. Dopo Marmomac, questa statua verrà portata all'Asino, in provincia di Vicenza, paese dal quale partì la gran parte di quegli uomini ammazzati in Algeria 1 secolo e mezzo fa. A dare l'annuncio della nuova collocazione sono stati proprio i patron dell'azienda vicentina durante la cerimonia di inaugurazione della nuova sede di Chiampo. Sicuramente è una bella occasione per far festa, ma noi facciamo festa tutti i giorni, dire la verità, perché avere la possibilità di lavorare serenamente, poter collaborare con i nostri collaboratori e avere questi risultati, ogni mattina ci alziamo con il sorriso sulla bocca. Il progetto di restyling della struttura è stato firmato dall'architetto Flavio Albanese. Fare un omaggio veramente al marmo e a chi lo lavora, questo era fondamentalmente, poi costruire una relazione corretta tra l'azienda e il territorio, nel senso che molto spesso sono dei fortini queste imprese, no? Non si vedono da fuori, non sono lette come parte del territorio e questo fa parte secondo me anche della vera coinvolgimento sociale di questa impresa. Franco Masello diceva giustamente, noi siamo soggetti sociali e partecipiamo alla società anche da imprenditori e questo è stato il primo spunto. Poi c'è un altro importante, era mettere in scena il marmo. E difatti è così, portarlo nel teatro, è una specie di teatro dove tutto succede dentro e l'attore principale è il marmo nelle sue
mirabili, formidabili trasformazioni. L'inaugurazione ha rappresentato anche l'occasione per festeggiare assieme a dipendenti e amici i successi macinati negli ultimi anni. In tempi di crisi la Margraf e le altre aziende del gruppo hanno continuato a generare ricchezza per il territorio, investendo risorse in ricerca, assunzioni e progetti no profit, come Città della Speranza, una fondazione creata su iniziativa di Franco Masello nel 1994 e che negli anni ha finanziato progetti importanti come la nuova clinica di oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Padova, il pronto soccorso pediatrico di Vicenza e costituito nel 2012 l'Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza di Padova, ad oggi il più grande centro di ricerca sulle malattie infantili d'Europa. Stiamo investendo in Città della Speranza nella ricerca perché noi ci crediamo, è una questione etica innanzitutto perché la filantropia è il minimo dei risultati ottenibili, però in realtà noi crediamo moltissimo nel fatto che far ricerca, investire nella ricerca può portare dei benefici all'economia, può portare dei benefici ai nostri ragazzi, può portare dei benefici al territorio. Siamo obbligati a far questo perché ci crediamo ed è un dovere di cittadini e di imprenditori.